Bentrovati all'appuntamento di oggi con A Voi la Linea. Da lunedì prossimo il comune di Tavagnacco sarà ancora più vicino a Udine, questo grazie al potenziamento di 2 linee di trasporto pubblico locale, in particolare la 2 che porterà fino alla piscina e la 3 che arriverà fino ad Adegliacco. Oggi per questa il giro inaugurale. Mi trovo sull'autobus della linea numero 3, la linea cittadina, che unisce Udine al comune di Tavagnacco. Un tragitto che proprio con l'inaugurazione di oggi viene allargato. Udine e Tavagnacco sempre più vicine perché lo scambio di servizi è fondamentale. Peraltro noi sono tra più di 30 anni, oltre 30 anni che aspettiamo il prolungamento di queste 2 linee, la linea 3 che arriverà fino ad Adegliacco e la linea 2 fino alla piscina di Feletto. Quindi per noi questo è un momento molto importante perché ci unisce effettivamente alla città. I nostri cittadini e anche e soprattutto gli studenti potranno usufruire di questo servizio che è di straordinaria utilità. Il collegamento con Adegliacco e soprattutto con la piscina all'interno del comune di Tavagnacco è fondamentale per sgravare il traffico, ma soprattutto per aumentare, diciamo, i collegamenti stessi e quindi la facilità del collegamento e anche l'utilizzo. Pronti per la partenza per questo giro inaugurale? Che cosa rappresenta questo incremento di servizi e anche unire maggiormente le comunità? Sì, intanto non è solo un incremento ma anche un'aggiunta, perché facciamo percorso in più e quindi sono contento perché otteniamo un risultato secondo me insperato fino a qualche tempo fa. Per la prima volta viene collegato Adegliacco e Cavallicco, per cui l'Interland di Udine viene tutto sommato inglobato su Udine, quindi minor traffico in città, minore intasamento alla mattina. Secondo me è un risultato straordinario dal punto di vista della logistica, diciamo così, del trasporto delle persone. Ecco, la Regione sta procedendo praticamente in quest'ottica, no? Di garantire servizi in rete maggiormente fra i comuni. Assolutamente sì, cioè quello che abbiamo tentato di fare, poi ci siamo stati bloccati dal Covid, per fortuna abbiamo ripreso, questo è un segnale anche che ne stiamo venendo fuori ed è un segnale positivo perché quello che vogliamo è far usare sempre di più quelli che sono i mezzi pubblici, cercando di far tenere a casa le macchine, quindi con minor traffico in strada, minore inquinamento, ma soprattutto sicurezza per chi usa tutti questi mezzi pubblici. Ecco, tra l'altro va detta anche una cosa, il biglietto, il costo del biglietto. No, ma il biglietto è sempre lo stesso, quindi è un biglietto urbano classico, quindi non penso che sia lì il problema, anzi, secondo me si risparmia visto anche il caro del carburante dell'ultimo periodo. Che cosa rappresenta per voi questo nuovo servizio? È un servizio importante perché lo aspettavamo da tanto tempo, anche perché con la macchina in centro è un problema parcheggiare, mettere. Allora preferiamo tante volte posteggiare la macchina qui, prendere il 3, adesso l'abbiamo sulla porta di casa, per cui la cosa è senz'altro più agevole. Abito a Cavallicco. Ma comunque quando serviva purtroppo non avevi la macchina, avevi in giù, così dopo tornavi a fare 20 minuti, andavi. Tra l'altro adesso saranno anche più frequenti le cose. Adesso invece è una cosa più sbrigativa, più semplice e meglio, perché è tanto tempo che si aspettava. Avete festeggiato oggi? Certo, abbiamo festeggiato perché finalmente tra la pandemia, tra una cosa e tra l'altra non arrivava mai questo autobus. Allora finalmente speriamo che adesso lo sfruttino, lo usino. Era ora che arrivasse, lo aspettavamo da anni proprio, sono veramente contenta che così al limite io non ho patente, di conseguenza se voglio andare a Udine lo prendo tranquillamente, ringrazio il comune, ringrazio il sindaco, mi fa molto piacere. Nonostante le sanzioni inflitte alla studentessa dello Stringer che una settimana fa ha aggredito una compagna di classe, restano forti le tensioni tra la famiglia della vittima e la dirigenza dell'istituto scolastico. Sentiamo.
Eddie Sanson, presidente dell'associazione I Nostri Diritti, nonché rappresentante della famiglia della ragazza che è stata picchiata da una compagna di classe dello Stringer. Ieri c'è stato il consiglio di classe straordinario e è stato imposto alla ragazza che ha aggredito la vittima 3 giorni di educazione civica. Ma non è questione della sanzione alla ragazza, è questione che ieri in quel consiglio d'istituto i genitori si aspettavano chiarezza e la possibilità anche di un avvicinamento. Ho sentito dire dalla dirigente che ci sono state le scuse, cosa che non è assolutamente avvenuta perché l'audizione delle parti è avvenuta in forma separata. Tra l'altro con una rigidità che ha impedito al sottoscritto di entrare per rappresentare la famiglia e genitori che entrati per primi si sono sentiti immediatamente umiliati. C'è stata un'integrazione di denuncia e l'integrazione di denuncia verte principalmente sul fatto che tutte e 2 le ragazze sono uscite dopo la prima aggressione che è avvenuta verso le ore 10 con il lancio di uno zainetto in faccia. Manca anche quel percorso educativo per chi ha filmato che sarebbe uscita in base a una giustificazione della quale noi vogliamo adesso avere conto. La ragazza non sta dormendo a casa per la vergogna e per il timore di essere di nuovo aggredita. La famiglia sta pensando ad azioni legali nei confronti della scuola? L'istituto non ha chiesto come stesse la ragazza, non ha chiesto le condizioni, non ha presentato le scuse ai genitori, non c'è stata nessuna scusa da parte delle ragazze nei confronti dei genitori, non c'è stata nessuna scusa diretta da parte dei genitori nei confronti dei genitori da trasmettere alla loro figlia. Voi avevate auspicato che si incontrassero le ragazze per chiarirsi a vicenda? Spero in una stretta di mano, spero che si possa ricomporre. Monica Napoli, preside dello Stringer, la famiglia si è sentita umiliata per quanto successo ieri al consiglio di classe, dice non abbiamo ricevuto le scuse. Davanti a noi l'aggressore ha presentato le scuse e quindi mi auguro che le abbia presentate anche alla famiglia visto che attendevano assieme fuori dalla porta. È stata data la massima attenzione all'evento. Noi come consiglio di classe siamo intervenuti riguardo a quanto avvenuto all'interno della scuola, anche perché all'esterno della scuola nessuno dei professori ha visto nulla, ma anche perché sostanzialmente perché stanno indagando le forze dell'ordine. Il massimo rispetto invece è stato dato alla ragazza. Io avevo chiesto anche ai genitori se volevano dire qualcosa, giustamente mi hanno detto, ha parlato la denuncia che abbiamo presentato. Noi abbiamo sanzionato anche ai sensi dello statuto degli studenti e delle studentesse. Lo statuto prevede appunto che si dia la possibilità allo studente di commutare una qualsiasi sanzione con delle attività a servizio della comunità scolastica. Per quanto riguarda l'altra ragazza, quella che ha filmato, avete preso provvedimenti? Il genitore ci ha detto che le forze dell'ordine hanno consigliato di non pronunciarsi in quanto stanno intervenendo loro in merito. Per quanto riguarda l'uscita prima del termine delle lezioni? Sì, durante il consiglio di classe ho personalmente chiesto ad entrambi i genitori di verificare la firma, ho chiesto spiegazioni, mi sono state date le motivazioni per cui loro erano a conoscenza e hanno richiesto l'uscita anticipata. Infine la famiglia si è lamentata un po' della procedura un po' rigida del consiglio di classe. La procedura non è rigida, è la procedura prevista dalla normativa vigente, pertanto vengono ascoltate le parti, di solito vengono convocati gli studenti e i genitori quando lo studente è minorenne. E noi ci rivediamo tra poco, la pubblicità, e torniamo con la seconda parte di A Voi la Linea. Bentornate, ripartiamo dalla storia di 2 studentesse fuggite con le loro famiglie dall'Ucraina e accolte all'Istituto Bearzi di Udine, che da oggi potranno usufruire di una borsa di studio, questo grazie al Lions Club Udine Hostel o Club di Udine.
cerimonia all'Istituto Salesiano Bearzi di Udine di consegna di 2 borse di studio a 2 studentesse che sono qui sono ospiti a Udine, 2 studentesse che sono fuggite dall'Ucraina. Con noi c'è il presidente del Lions Club Udine Ost, Carlo Delser, perché è partita anche da loro praticamente questa iniziativa. Sì, direi è già dall'anno scorso, noi collaboriamo con l'Istituto Salesiano Bearzi, abbiamo l'anno scorso dato una borsa di studio a una ragazza per direi comprare del materiale informatico di cui aveva bisogno, e quest'anno invece su indicazione dell'Istituto Bearzi, che è scelta loro, è stato dato a 2 ragazze di 2 famiglie dell'Ucraina che sono scappate dalla guerra e che frequentano direi questo istituto. Quindi è ben volentieri che Lions Club Udine Ost sostiene quindi queste 2 famiglie dell'Ucraina in questa difficile situazione in cui si vengono a trovare, e continua questa collaborazione con l'Istituto Salesiano Bearzi che ormai è consolidata e che continuerà anche il prossimo anno con delle borse di studio che daremo. E oggi qui presente alla consegna c'è la nonna, ma ci sono anche le mamme, e ci facciamo raccontare praticamente la vostra l'avventura, quello che praticamente avete lasciato a casa e qui cosa avete trovato. Guarda, io qua già da un po' di anni, così arrivati figli adesso, siamo come in sogno, che ogni giorno pensiamo di svegliarsi e torna come prima. Purtroppo non si sa quando si svegliamo. Qui come vi trovate? Come si trovano anche le ragazze? Guarda, le ragazze, va bene, sempre quella nostalgia di casa, però proprio hanno trovato una bella casa qua a scuola, che hanno accolto come proprio i bambini, che è contentissimi stare qua a Bearzi. E sentiamo anche la testimonianza di una mamma e abbiamo anche la traduttrice. Sì. Sono molto grati per tutto l'aiuto che gli è stato dato. La sua figlia qui è molto felice, finalmente molto contenta, e gli piace tantissimo frequentare questa scuola. Dice che tutto il popolo italiano è veramente molto accogliente e sono grati per questo. Don Lorenzo Teston, direttore dell'Istituto Salesiano Bearzi, parliamo di queste 2 ragazze. Come sono riuscite praticamente qui a inserirsi nella vostra comunità? Noi abbiamo dato fin da subito accoglienza a loro, sono qui da circa 2 mesi con noi. Inserirsi in una casa salesiana penso sia semplice, sono ragazze di scuola secondaria di primo grado, quindi nella normalità della vita scolastica, tra la vita in classe e le ricreazioni, alcuni momenti di collegamento con la loro scuola a distanza, ecco, credo che abbiano ricostruito una normalità. Sono 2 dei 9 ragazzi che comunque accogliamo qui al Bearzi. Il desiderio è quello di creare un ambiente che possa accompagnare quanto il più possibile come sarebbe la loro vita ordinaria, che ecco, ridia loro quella gioia di vivere che mi pare abbiano già acquistato vedendole insomma in mezzo ai ragazzi, in mezzo ai compagni. Con il punteggio di 99-60 la UEB Gesteco Cividale si è aggiudicata gara 5 della semifinale playoff contro Bergamo e ora vola in finale. Si parte domenica, l'avversario è Vigevano per la promozione in A2. Difficile trovare anche le parole, intanto facciamo i complimenti agli avversari che sono arrivati al limite delle forze, che per batterci hanno dato tutto con queste 4 partite precedenti, ma oggi non ce n'era, troppo voglia la squadra. All'inizio di Battistini, Mua è stato sensazionale, questo pubblico è incredibile. Per il secondo anno di fila siamo in finale, è la 4ª finale che facciamo, le prime 3 le abbiamo perse, vediamo di vincere l'ultima. A me interessava portare questa squadra in finale, abbiamo fatto 2 giorni di lavoro meticoloso sui ragazzi perché erano un po' così dopo quella sconfitta rocambolesca. Oggi però la squadra ha risposto come sempre, cioè con un grande cuore, con una grande coesione. Questo è un gruppo di ragazzi seri, con un allenatore fenomenale e con un pubblico che credo non abbia nessun tipo di invidia nei confronti di nessuno in Italia, è una meraviglia. E soprattutto è tutto spontaneo
e nessuno vuole andare via, è la cosa più bella. Quindi domenica alle 6 siamo qua. C'è l'appuntamento con la finale, però già adesso puoi dire, e lo dicevi, guarda cosa abbiamo creato. È incredibile, storia, dai, poi dopo magari ce ne renderemo conto fra qualche anno, però il merito è di tutti a partire dagli nostri sponsor, perché senza di quelli, di voi che ci avete aiutato nei momenti di tristezza, che era tutto chiuso, a far vedere le partite a casa, e queste cose io me le ricordo. E di questa incredibile tifoseria che ci vuole un bene dell'anima, ma sai qual è il problema? Che noi gliele vogliamo altrettanto. Abbiamo fatto 2 partite sottotono a Bergamo e oggi era questione di ribaltare tutto e ricominciare da capo, far vedere chi siamo veramente e che cosa possiamo fare in campo. Questa casacca te la senti già tanto addosso, ti sei subito immerso nella... Sì, ho avuto un aiutino della squadra che è un gruppo fantastico e mi sono inserito facilmente. Questo pubblico cosa dice? Fantastico, non trovo parole. Questo doveva essere il risultato, questo doveva essere l'approccio fin dall'inizio. Sicuramente là abbiamo fatto fatica, ma eravamo convinti che avremmo fatto un buon lavoro, l'abbiamo fatto, non li abbiamo assolutamente sottovalutati. Gara 3 e gara 4 ci hanno fatto vedere che non mollavano mai, oggi per fortuna non abbiamo mai mollato anche noi, quindi credo che il risultato sia quello giusto. Arrivate alla finale per il secondo anno consecutivo, quest'anno con cosa di diverso? Un anno in più di esperienza e che cosa? Sicuramente un anno in più di esperienza, con più giocatori che hanno giocato finali. E niente, sicuramente dovremo continuare a fare un buon lavoro per conquistarla, perché niente è scontato e questi sono i playoff. Ci eravamo molto preoccupati anche perché Bergamo gioca in modo straordinario. Approfitto per fare veramente i complimenti a coach Cagnardi e ai giocatori, perché come ho detto al coach alla fine, raramente ho incontrato una squadra che ha sempre la capacità di costruire sul tiro, sempre la capacità di trovare una soluzione. La nostra difesa non ha realmente mai preso in mano la partita nella serie, se non oggi, dove chiaramente siamo stati avvantaggiati, inutile negarlo, dalle assenze di Bergamo. Quindi grandi complimenti a Bergamo. Noi abbiamo fatto comunque una buona serie, potevamo chiuderla prima, ma la bravura di Bergamo e qualche nostra ingenuità ce l'ha impedito. Oggi siamo riusciti a indirizzare tutte le paure e le ansie in modo positivo, a tirare fuori tutta l'energia, a tramutarli in energia positiva, e fin da subito abbiamo giocato molto bene. L'esperienza di finali giocate, tipo quella dell'anno scorso, ma anche la Supercoppa, ma anche la Coppa Italia, insomma abbiamo giocato diverse finali e le abbiamo perse. La storia insegna che per imparare a vincere le finali bisogna prima perderle. Noi credo che abbiamo imparato abbastanza e adesso vogliamo vincere. È tutto per oggi per quanto riguarda A Voi la Linea, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.